Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cucina, Gioia e Fantasia. Un saluto da me Antonella e dalle due mie valide collaboratrici Roberta, Valeria. Oggi prepareremo una ricetta particolare, molto graziosa, ma anche che ci aiuterà molto nei giorni in cui abbiamo un po' di fretta e un nuliemo sfirniciare, per dirla alla siciliana. La pasta quangiova e amudica atturrata, o sarda salata come la chiamo io, e amudica atturrata, che è una ricetta molto buona. Vedete che ci serviremo di questi splendidi prodotti che sono tipici di questa nostra terra: un olio meraviglioso, una passata meravigliosa, la pasta, il prodotto locale, quindi una pasta particolare, e poi l'aglio e le sarde salate o acciughe, chiamatele come volete voi, ma quelle sono. Però il clou di questa ricetta è, dalla quale parleremo più a lungo fra poco, è amudica atturrata, che è qualcosa che ci aiuta anche in un indirizzo molto moderno e molto attuale e molto interessante di riciclo e quindi antispreco. Quindi ci diletteremo con questo splendido piatto che salverà molti nostri pranzi e molte cene di quelle all'ultimo momento quando non so che fare. Mi piace ricordarvi che tutto ciò che facciamo ha una motivazione molto importante, perché si sta portando avanti un bellissimo progetto dell'Arca, la casa di Stefi, che è una casa nella quale questi ragazzi potranno fare tantissime cose, ci diranno loro cosa faranno, e che servirà a riempire tanti pomeriggi, ma anche a riempire tante vite, e servirà pure a ricordare Stefi, ed è una cosa che tutti vogliamo fare. Roberta, cosa farete alla casa di Stefi? facciamo teatro, facciamo anche cucina, tutto quello che riguarda il futuro lo faremo niente prima. Qualche altra cosa che ti ricordi che farete? Per esempio, ho sentito parlare, che so, di pittura, può essere, poi di stampe ho sentito parlare, può essere, che meraviglia, che meraviglia, e tante altre cose meravigliose, e tante altre cose. E allora è molto importante che ci seguite e che acquistate anche i nostri prodotti, perché così porteremo avanti questa iniziativa meravigliosa che vedrete crescere insieme a noi. E detto questo, andiamo alla nostra ricetta, per la quale è necessario avere della pasta, ottima pasta, spaghetti ovviamente, uno spaghetto consistente, non uno spaghettino fino fino. Poi avremo l'olio, il nostro olio meraviglioso, l'aglio e le sarde salate o acciughe, che trovate in barattolo, oppure trovate, come si trovavano tantissimo tempo fa, e per questo la ricetta è una ricetta antica, in tutte le putie, così si chiamavano le botteghe alimentari, vendevano pochissime cose. Una di queste erano le sarde salate, che si trovavano alla lanna con il loro strato di sale, venivano prese, messe nella carta, era la cartoleata allora perché quella esisteva, e poi arrivate a casa le brave massaie pulivano queste sarde salate accuratamente, togliendo il sale in eccesso, la testa, le viscere, le lavavano accuratamente e poi le asciugavano. Quindi queste acciughe o sarde salate, se sono sott'olio vanno bene così, altrimenti vanno pulite, lavate e asciugate accuratamente. Dopodiché useremo, come vi dicevo, a parte un pochino di zucchero, il pepe, il sale, questi sono gli ingredienti diciamo di base, e poi ci sarà il trionfo della amudica atturrata, cioè le nostre nonne, mamme, zie, le nostre antenate fra virgolette, non avrebbero mai buttato il pane dono di Dio. Allora che facevano? Lo facevano seccare accuratamente, o nei sacchetti messi appesi fuori, oppure quando riscaldavano la stufa oppure il braciere, insomma si riusciva a fare rassodare questo pane. Il pane duro veniva grattugiato e poi pestato nel mortaio ai tempi, oggi con i mixer lo facciamo subito, e dopodiché si procedeva ad atturrare questa mollica. La parola atturrare araba si riferisce più che altro al caffè, significa tostare, però l'atturrata della amudica in Sicilia è un rito meraviglioso, perché si mette l'olio nella padella e lentamente, con grande pazienza e con l'aggiunta di un pizzico di zucchero, non ve lo dimenticate mai, perché amudica atturrata senza zucchero non va bene, si raggiunge un prodotto stupendo, questa mollica color oro che è stupenda, profumata, e che conferirà alla nostra pasta un sapore veramente delizioso. Vi invito a sperimentarlo con noi. Procediamo con la preparazione del soffritto. Mettiamo l'aglio, potete usare due sistemi, o sminuzzare l'aglio, oppure, questo è il suggerimento che vi do, potete raccoglierlo o no liberamente, potete metterlo intero, così sarà più facile toglierlo, e occhio colmitico ricondone si dicevano gli antichi. Qui coloro che dicono che l'aglio non lo mangiano non lo vedono, ma il sapore ci sarà e la ricchezza del gusto pure, perché l'aglio ha grandissime proprietà, lo sappiamo tutti, è particolarmente buono, poi abbassa la pressione, ha un sacco di
di grandi pregi che molte volte vengono ignorati solo perché è molto aromatico, però ditemelo voi che cucina sarebbe senza aglio avanti, dai. A questo punto, mentre l'aglio va rosolando poco poco, dovete farlo rosolare un pochino, ci vuole un po' di pazienza, perché non si deve bruciare, perché l'aglio bruciato poi dà un cattivo sapore e si guasta il cibo. A questo punto possiamo aggiungere questi splendidi filetti di acciughe o le salve salate, quello che preferite, che daranno il tocco e il sapore particolare al nostro piatto. Ripeto, in Sicilia si usavano tantissimo, le vendevano le putie e c'è una famosa frase antica che dice il cara sarda, perché quando il cibo era un sogno per molti, nelle famiglie bisognose si riusciva a volte ad avere 2 o 3 sarde salate e allora si mettevano queste sarde nel piatto, si aggiungeva l'olio, una spolverata di origano e poi tutti intingevano il pane e si mangiavano l'olio profumato. E qualcuno, preferibilmente il papà o il nonno, la persona più importante della famiglia, di solito quella che portava il pane a casa, si mangiava la sarda. Il cara sarda ha anche un altro significato, si abbina all'essere ricchi di percino stretto, quindi questi 2 significati che si sposano bene con questo nostro meraviglioso cibo. Le sarde salate in Sicilia, Sciacca è la patria e un po' in tutta la Sicilia si trovano e sono buonissime e potete usarle perché anche dal punto di vista dietetico non hanno grandi controindicazioni come tanti altri cibi grassi. E a questo punto abbiamo aggiunto la passata di pomodoro. Avete visto che fra i nostri prodotti ci sono queste splendide passate con i prodotti del nostro territorio che sono buonissimi e che daranno molto gusto e molto corpo a questo nostro meraviglioso sugo. Questa salsa particolare che, vi ripeto, vi sarà molto utile nei giorni in cui avete fretta o volete mangiare qualcosa di particolare. Tra l'altro non ha stagionalità perché va bene sia d'estate che d'inverno, sia per la spaghettata serale che per il pranzo del mezzogiorno. Allora, a questo sugo vi consiglio di non aggiungere sale perché la salsa salata è già di per sé salata, quindi per non appesantire eventualmente poi salerete la pasta, però dico risulterà più digeribile e anche meno sapida, ecco, con poco sale, senza aggiungere sale. Siamo arrivati al momento più importante, abbiamo già messo sul fuoco una capiente pentola nella quale andremo a lessare i nostri spaghetti, però adesso faremo l'operazione più importante, atturreremo a burrica. La burrica era considerata il formaggio dei poveri, perché nei tempi in cui appunto il cibo era qualcosa che si desiderava e molte volte non si poteva avere a burrica atturrata con la quale condire la pasta dava un sapore buonissimo e anche l'illusione, lasciatemelo dire, di mangiare qualcosa di più saporito e di più condito, quando non era possibile perché non c'erano le disponibilità economiche avere il formaggio, che in Sicilia è sempre stato abbondante e quasi sempre presente, però vi erano delle situazioni nelle quali questo non era possibile, però a questo si unisce pure il fatto che la burrica atturrata è buonissima e dà un sapore squisito a determinati piatti. Allora, per atturrare la mollica, avete visto, abbiamo messo l'olio, la mollica, sempre vi ripeto fatta con il pane conservato, quindi non buttate mai pane, non è il caso, fatelo seccare e poi fate la mollica. E adesso ci vuole abbiamo messo un po' di zucchero, ingrediente fondamentale, e adesso ci vuole una buona dose di pazienza, perché la mollica non deve scurirsi, deve diventare dorata e quindi per atturrare la mollica bisogna fare questo movimento con pazienza e fare in modo che questa mollica assorba l'olio e col calore si produca quel delicato e delizioso prodotto dorato che arricchisce questa nostra pasta. Buonissima, ve lo posso assicurare. Potete ammirare la nostra splendida mollica atturrata e la nostra splendida pasta, appunto la pasta a marchio Cammarata, che è appunto il marchio con il quale noi lavoriamo, ed è una pasta buonissima, un grano biologico, e assaggiandola vedrete che è qualcosa di meraviglioso e si sposa benissimo con queste nostre ricette locali. Aspettiamo che la pignata spacca fuoco e cala la pasta. Che a pignata ha spaccato uglio, come ha detto Robertina, noi calammo la pasta, cioè abbiamo messo la pasta nella pentola, aggiungeremo un po' di sale e aspetteremo che questo splendido spaghetto vada a cottura.
Siamo arrivati al momento più importante di questa nostra preparazione, perché abbiamo sbollentato i nostri meravigliosi spaghetti. Adesso procediamo a maneggiare accuratamente, quindi a far insaporire questi spaghetti con il nostro stupendo sugo, questa buona salsa che vi ricordo abbiamo fatto con olio, aglio, sarde salate o acciughe, dite quello che volete, tanto è lo stesso. L'abbiamo fatta cuocere fino ad ottenere questo splendido risultato. Non vi posso descrivere il profumo, ma vi assicuro che è buonissimo. Ecco, le mie valide aiutanti adesso provvedono a trattenere la padella. L'aglio lo potete anche levare, perché a questo punto impiattiamo questi spaghetti. Ecco, io vi raccomando degli spaghetti che siano un pochettino, non gli spaghettini, deve essere uno spaghetto consistente, perché deve poter prendere bene questo stupendo condimento. Prendiamo la salsa che abbiamo messo da parte, il sugo che abbiamo messo da parte, forza Roberta, la ciotolina col sugo. Ecco, Valeria, a te l'onore di decorare questa pasta, forza. Aggiungi leggermente un po' di questo nostro meraviglioso sughetto, brava, molto bene, va bene così, brava, bravissima. E Roberta completerà col tocco finale, la magica murrica atturrata. Forza Roberta, il formaggio dei poveri. Ti tengo il piatto e tu procedi. Questo cucciaio lo puoi usare, quel cucciaio devi usare, o con le mani, va bene pure, dai, tanto gli chef, i grandi chef lavorano con le mani. E siamo arrivati al momento dell'assaggio. Forza ragazzi, assaggiate questa squisitezza e poi mi dite com'è. Forza Valeria. Ma lo vedete che meraviglia? Questa è la più siciliana delle cose, indurciuniare lo spaghetto. Com'era questo piatto? Squisito. Squisito, benissimo, obiettivo raggiunto. E allora ragazze, com'era questo piatto di oggi? È bello da guardare, ma è buono da mangiare. Ecco, benissimo, che ne pensi? Buonissimo. E allora, questo sempre per il solito scopo, vi ricordo che potete acquistare i nostri prodotti sul sito www.sicanisolidaleshop.com. E prima di salutarvi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un like e un commento e condividere in video. In descrizione trovate tutti i nostri prodotti acquistabili sul nostro sito. Arrivederci al prossimo video e con l'augurio di farvi gustare qualche cosa, anche soltanto così, di farvelo vedere virtualmente, immaginare qualcosa di buono come questo piatto. Ciao a tutti da Antonella, Roberta, Valeria. ciao! Ciao!